La guerra al Covid continua a essere combattuta in prima linea con i vaccini. Il Veneto si prepara alla terza dose. Sicuramente ci sono delle priorità per categorie. Immunodepressi è la categoria che più ci sta a cuore. Poi c'è tutto il tema degli anziani, ma che comunque ci sia un parametro, che sia un indicatore per il resto della popolazione che con un accesso volontario possa decidere o meno di farsi la terza dose. Se domani mattina il CTS ci dicesse che dopo il 10° mese chi vuole può valutare la terza dose, noi riusciremo anche da un punto di vista organizzativo a muoverci molto meglio. Zaia invita il CTS ad esprimersi prima possibile sulle fasce d'età e su dopo quanti mesi dalla seconda dose si può valutare la terza iniezione, che dovrebbe riguardare non solo i fragili e gli immunodepressi. Penso ad esempio ai 30.000 ospiti delle case di riposo. Quindi io spero che non si fermi solo agli immunodepressi, ma che ci sia un'attenzione estrema, prudente, che deve essere validata scientificamente, anche tutto quello che è il resto della popolazione.